Tra qualche istante potremo vedere per la prima volta un luogo segreto del Museo Bonfanti Wimar che nessuno ha mai visitato. Dietro questa robusta porta il museo conserva gelosamente il suo archivio, una fonte di conoscenza, una miniera preziosa ed inesauribile di idee. Qui dentro sono custodite le regole fondamentali che sono alla base del restauro delle auto storiche. Il nostro museo può vantare un archivio che è veramente eccezionale. Libri a partire dal 1904 relativi a automobili naturalmente e anche qualcosa motociclette, aviazione, qualche altro settore attiguo. Tutto questo archivio è frutto di una ricerca che ormai dura da 50 anni, ma anche di donazioni come questo preziosissimo volume che ho del 1904, e acquisizioni che noi abbiamo fatto nei mercatini, scambi, comincia dall'inizio e gira per tutto l'ambiente per arrivare in fondo alla lettera Z, si trova veramente di tutto, dai numeri di telaio ai colori delle combinazioni, tappezzerie esterno, interno. Direi da qui bisogna partire per conoscere l'auto che abbiamo intenzione di fare nostra. Il nostro museo si sta specializzando sempre di più nella ricerca storica e nel puntiglioso procedere per effettuare un restauro assolutamente corretto, e questo si collega ai nostri corsi di restauro nei quali noi insistiamo perché la prima regola sia quella della documentazione assoluta e totale del mezzo che si sta restaurando. Questo libro, per esempio, è la guida alla identificazione delle Ferrari. Qui ci sono tutti i modelli con i numeri di telaio anno per anno combinati con il motore, tipo di vettura, tipo di motore, prestazioni, caratteristiche tecniche, tipi di carrozzeria, numero di esemplari prodotti. Purtroppo non di tutte le vetture si riesce a trovare una documentazione così precisa, ma comunque noi raccogliamo tutto. Dove non ci sono libri ci sono, e si possono vedere, molti raccoglitori dove noi immagazziniamo tutte le notizie che riusciamo a trovare e le facciamo collimare, le confrontiamo fino a che siamo sicuri che quella marca, su cui non è mai stato scritto nulla, ha fabbricato un certo numero di vetture in una certa serie, i cui numeri di telaio vanno da A, e tutti i dettagli che possono servire. In questo caso stiamo sfogliando un libro che mi parla della 500 e della 600 Fiat degli anni 50-60. Sono vetture molto diffuse, sono vetture popolari, vetture che tutti i meccanici e i carrozzieri conoscono, ma attenzione, perché anche qui è molto facile cadere in errori se non ci si documenta accuratamente, perché la Fiat aveva la sua tabella di colori per la 600 dell'anno 55 che non era perfettamente uguale a quella del 56 o del 57 e così via. Ci stiamo organizzando e prossimamente, a breve, sarà disponibile l'indice di tutti questi testi in modo che siano poi consultabili a richiesta per approfondire l'argomento che più ci interessa.